abbiamo dedicato un interessante convegno come Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti al problema del vero e del falso. Io vi parlerò dal mio punto di vista, la prospettiva cioè delle scienze cognitive, della tematica del vero e del falso, nel pensiero comune, nel pensiero quotidiano di tutte le persone, nella scienza e nell'arte. Partiamo dal primo di questi tre temi. Il vero e il falso, nella tradizione logica e filosofica, sono esplorati come due facce della medesima medaglia. Il falso è la negazione del vero. Io posso dire, in questo momento sono a Palazzo Loredana, è vero, e quindi è falso che in questo momento, ad esempio, io non sia a Palazzo Loredana oppure sia a Palazzo Franchetti. Sono quindi simmetrici. Il vero è l'opposto del falso, così la trattazione logica fin dai tempi della teoria del sillogismo di Aristotele. Questa, simmetria, per cui sono due facce della stessa medaglia, non rispecchia il modo di operare del senso comune. Nel senso comune, il vero, l'operazione per accertare se qualcosa è vero, è privilegiata rispetto all'operazione volta ad accertare che qualcosa sia falso. Lo si capisce bene con due esempi, uno nel pensiero di natura deduttivo, come il sillogismo, e uno nel pensiero di tipo induttivo, quello che viene usato nelle scienze e così via. L'esercizio relativo al pensiero deduttivo è molto semplice. Poniamo che io vi dica che dovete accertare se è vera oppure falsa questa regola. Se su una carta o su una busta c'è una lettera che è una vocale, sull'altro lato, quello non visibile della busta appoggiato sul tavolo, ci deve essere un numero pari. Quindi la regola è: se c'è una vocale su un lato, c'è un numero pari sull'altro lato. Dopo avervi presentato questa regola, vi presento appoggiate sul tavolo 4 cartoncini o 4 buste. Sul lato visibile, in quanto l'altro lato non si vede appoggiato sul tavolo, ci sono appunto una vocale, una consonante, un numero pari e un numero dispari. Se io chiedo alle persone di accertare se questa regola è vera oppure falsa, indicando le carte che è opportuno girare per decidere se è vera oppure falsa, tutti, dato che la regola è se c'è una vocale c'è il numero pari, tutti indicano la carta con la vocale, perché se dietro c'è un numero pari, la regola è vera. Se c'è un numero dispari, la regola è falsa. Ebbene, la simmetria di cui vi parlavo poc'anzi si dimostra col fatto che pochissimi scelgono il numero dispari, cioè la carta che corrisponde alla falsificazione della regola, perché la regola dice se c'è una vocale allora c'è il numero pari. Se quindi dietro la carta con il numero dispari c'è una vocale, la regola è falsa. Individuare questa strategia di falsificazione è molto difficile. È molto difficile farlo anche nel pensiero induttivo. Se io vi dico trovate la regola che sta dietro alla sequenza 2, 4, 6, 3 numeri, 2, 4, 6, tutti pensano che la sequenza sia 3 numeri pari. Se però la regola stabilita da me è una regola più generale, qualsiasi sequenza di numeri in ordine crescente, allora, in tal caso, è molto difficile individuare la regola verificando, cioè mostrando esempi positivi. Bisogna mostrare esempi negativi per arrivare alla regola corretta, 3 numeri pari qualsiasi, cioè vedere che la regola funziona con i numeri dispari, vedere che la regola funziona anche se l'intervallo non è di 2
e poi accorgersi che la regola non funziona quando i numeri sono calanti. In questi due esercizi, facili da fare e da ripetere con chiunque, si nota la simmetria super studiata dagli scienziati cognitivi tra accertare la verità e accertare la falsità. Nella scienza invece vale il contrario. Come ha dimostrato Popper, una teoria per funzionare deve essere falsificabile, quindi la scienza privilegia l'operazione di falsificazione. Potremmo dire che via via che la scienza avanza aumentano le quantità di nozioni che sappiamo per certo essere false, mentre non sappiamo se lo stadio attuale della scienza corrisponda al vero o al falso. A tutt'oggi le leggi attualmente, ritenute valide dagli scienziati non sono state falsificate. Però la scienza procede così, privilegia la falsificazione. Ultimo caso, l'arte. L'arte privilegia invece l'autentico. Nell'arte ciò che è vero deve essere autentico, ciò che è falso è una riproduzione. Ed è interessante perché mentre nella scienza dobbiamo poter riprodurre i risultati, la scienza è fatta di esperimenti replicabili, nell'arte ciò che è replicato non vale nulla perché è una copia e perde la caratteristica dell'autenticità. Grazie.